L'Acragas è salva, una salvezza raggiunta nel proprio stadio davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, e quella di ieri era un'occasione da non perdere per dire c'ero anch'io. I tifosi hanno risposto in massa presente, raccogliendo l'invito della vigilia rivolto dal presidente Silvio Alessi, che aveva disposto il silenzio stampa per mantenere alta la concentrazione. C'è da dire che la salvezza è arrivata come un vero e proprio miracolo che ha strappato i biancoazzurri da una brutta fine dopo quel gol nella porta sbagliata di Riggio, ma sicuramente è stato il pareggio salvezza di Lorenzo Lonco che ha rischiato di mandare al creatore alcuni tifosi che non hanno retto all'emozione, che hanno richiesto l'intervento sugli spalti dei sanitari. Inutile dire dell'esplosione di gioia al fischio finale dell'arbitro Dapice di Arezzo, con Raffaele Di Napoli che si è precipitato sotto la curva sud seguito dai suoi ragazzi. Una gioia immensa che difficilmente verrà dimenticata in una città dove l'avventura dell'Acragas continua. Adesso si spera che la società possa trovare la serenità necessaria per il prossimo futuro. Ricordiamo che Lorenzo Lonco, l'autore del miracoloso pareggio, ha dovuto giocare ancora una volta contro il Melfi, il paese dove abita la sua ragazza, senza però lasciarsi emozionare più di tanto, perché è la professione che conta in questi casi. E l'Acragas, che doveva salvarsi e che stava giocando pure bene al momento dell'autogol, deve dire grazie a questo giovane se alla fine la salvezza è arrivata. Le lacrime dei protagonisti della giornata straordinaria all'Esseneto, a cominciare dal portiere Pasquale Pane, sono la testimonianza di quanto loro per primi avessero a cuore la permanenza in Lega Pro. E alla squadra sono arrivati anche i complimenti del presidente Marcello Giavarini. Non posso essere presente, ha detto Giavarini, ma festeggiate anche per me. Intanto ad Agrigento è stata creata ieri una simpatica rima per commentare una incredibile gaffe. Sky, che fai? Che notizie dai? Sky Sport, infatti, sulle immagini di Francesco Totti all'Olimpico, e mentre la festa si scatenava ad Agrigento per la salvezza dei biancoazzurri, dava per retrocesse proprio l'Acragas e la Vibonese. Alla faccia, sottolinea qualcuno, dell'informazione in tempo reale. Siamo col presidente Silvio Alessi che, nonostante in convalescenza, ha voluto partecipare a questa grande emozione, a questo pareggio sofferto, iniziato con un autogol. Ecco, vorremmo sapere un po' le sue sensazioni, le sue emozioni. Ma una giornata piena di paura, ma alla fine finita con una grande soddisfazione. Voglio solo dire che deve passare un messaggio, che abbiamo riscritto la storia. Abbiamo riscritto la storia con una squadra di ragazzi, con un mister meraviglioso, con un pubblico stupendo, tra mille difficoltà, però ce l'abbiamo fatta. Siamo rimasti in Lega Pro e abbiamo mantenuto questa categoria che abbiamo conquistato con i denti dopo 30 anni. Quindi oggi è stata veramente una grande giornata e la soddisfazione è ancora maggiore perché abbiamo regalato alla città di Agrigento, hanno regalato alla città di Agrigento un risultato meraviglioso, un risultato che ci proietta ancora una volta per un altro anno in Lega Pro e che sono sicuro che questa città merita, questi tifosi meritano, e quindi voglio dire sono molto felice e contento di questo. Ora godiamoci questa vittoria, da domani pensiamo al futuro. Con quell'autogol, ripercorrendo un po' i primi minuti della partita, si era iniziato bene, avevamo quasi sfiorato il gol, poi è arrivata questa doccia fredda dell'autogol. Cosa ha pensato? Ho pensato che sicuramente la squadra avrebbe reagito e così è stato. Voglio dire che loro hanno un grande portiere che ha neutralizzato 3 nettissime palle gol, quindi se non ci fosse stato il portiere oggi avremmo parlato di una vittoria schiacciante. Poi è arrivato il pareggio. È arrivato il pareggio soffertissimo, è arrivato il pareggio che ci ha riproiettato in paradiso dall'inferno. Grazie ai ragazzi, grazie veramente, perché non solo a me ma a tutta la città, a tutti i tifosi hanno regalato una gioia immensa. Molti vogliono sapere il futuro, ma godiamoci questo momento. Godiamoci questo momento, da domani ne parliamo.